Manifestazione stamani del cartello sociale della provincia di Agrigento, composto dall'ufficio pastorale sociale, dalla diocesi, dalla segreterie provinciali dei sindacati CGIL, CISL, UIL, Lega Coppe Sicilia, Coordinamento Agrigento, Palermo, Trapani, Confcooperative Agrigento. Si è svolta stamani presso Annaro, incontrata a Gibesi, sui terreni confiscati alla mafia e affidati alla cooperativa Rosario Livatino. Un'iniziativa tendente alla manifestazione di solidarietà ai soci e ai lavoratori della cooperativa Rosario Livatino per dire che il percorso di sviluppo nel segno della legalità già intrapreso dalla cooperativa è fortemente sostenuto da chi combatte ogni giorno per una Sicilia dei diritti, solidale e libera dal gioco mafioso, presenti anche alcuni sindaci del nostro territorio. Alla cultura della morte si risponde con la cultura della vita e agli atti intimidatori si deve rispondere non solo con la solidarietà a parole ma anche a fatti. Per questo poco fa ho lanciato un'iniziativa. Se hanno bruciato quintali di grano, aiutiamoli a trovare quintali di grano per non interrompere una catena virtuosa, in maniera tale da non permettere alla mafia di vincere, non soltanto intimidando, non soltanto minacciando, non soltanto producendo morte, ma facendo noi il controaltare, cioè creando vita, creando un circolo virtuoso, permettendo a questa e a tutte le altre cooperative di non abbandonare i loro ideali e i loro impegni. Noi siamo orgogliosi di questa attenzione nei confronti della cooperativa, siamo soddisfatti della presenza delle istituzioni, delle associazioni, della società civile oggi a supporto della cooperativa e questo ci rende ancora più sicuri nel proseguire la nostra strada e continuare a coltivare questi terreni. C'è quel rammarico, ne ha parlato anche lei, di non poterlo seguire soprattutto poi il lavoro che è altamente sì, noi come cooperativa sociale già il nostro ruolo, il nostro compito nel sociale lo svolgiamo facendo lavorare soggetti svantaggiati, dando l'opportunità di lavorare anche soggetti svantaggiati, però il prodotto finale è uno strumento pure per farci conoscere, far conoscere il nostro lavoro anche in tutto il territorio nazionale, fuori dall'Italia, quindi è chiaro che al di là dell'aspetto economico il nostro rammarico è non poter garantire questo ulteriore segnale della nostra presenza e del lavoro che facciamo. Si ci aspetta una risposta più forte da parte dello Stato, anche delle istituzioni, del Ministero degli Interni? Noi siamo fiduciosi, siamo convinti che lo Stato c'è, lavora affinché questa cooperativa possa proseguire con le attività. È stato dimostrato oggi dalle dichiarazioni fatte, quindi aspettiamo risvolti. Ma era assolutamente un dovere per noi essere qui, solidarizzare con la nostra cooperativa e gridare tutto il nostro sdegno contro questo vile atto intimidatorio. Il segnale che abbiamo voluto dare è innanzitutto che la cooperativa non è sola, con noi c'erano le organizzazioni sindacali, c'era la società civile, c'erano i sindaci, alcuni sindaci di questo territorio. Il segnale è che questo luogo non può diventare un luogo simbolo della devastazione, questo luogo è un luogo di riscatto sociale, di fruibilità sociale e questo deve ritornare ad essere nell'immediatezza. Vogliamo con favore assolutamente la proposta lanciata dai sindaci di ripristinare il Consorzio per la Legalità Agrigentino, siamo favorevoli a che questa istituzione vigili sulla gestione dei beni confiscati così come avviene in altre province della Sicilia. Era dando un obbligo morale essere presente, rappresentare la mia comunità in questo momento per dire ai ragazzi della cooperativa che non sono da soli, perché come ripetevo poco fa, quando c'è l'attenzione della gente, quando c'è l'aiuto, quando c'è le persone che supportano un progetto, quel progetto non è da solo, ai mafiosi viene più difficile poter fare soprusi a chi non è da solo. E poi abbiamo detto anche nelle lettere che sarà ricostituito a breve il Consorzio della Legalità, che serve anche a supportare e aiutare le cooperative, e che la sede sarà nuovamente a Favara. Questo lo abbiamo detto nella riunione dei sindaci, i sindaci sono stati tutti d'accordo su questa proposta, quindi siamo orgogliosi che il nuovo consorzio verrà ospitato a Favara. Sindaco, la sua testimonianza oggi a questa manifestazione importante, lei fu uno dei primi a dare solidarietà alla cooperativa per l'incendio a Piccata. Sì, vorrei dire che sono stata nella mia precedente
esperienza di sindaco di Naro e che ha voluto il consorzio Legalità e che ha affidato questi terreni e anche quelli di Robadao alla cooperativa Rosario Livatino. Certo, avevamo pensato di fare una manifestazione con tutti i sindaci, però siamo contenti comunque di essere qui oggi. I sindaci, come ho anticipato in una discussione, stiamo stilando un documento comune da mandare alle autorità competenti perché attraverso il FUG, il Fondo Unico di Giustizia, si provveda a pagare le assicurazioni per conto di queste cooperative o coloro i quali, le associazioni che gestiscono beni confiscati, perché deve essere chiaro un messaggio. Lo Stato c'è, ma non solo c'è, riesce a confiscare i beni e questo già è un primo grande risultato. Il risultato si completa quando questi beni vengono gestiti ancora meglio del privato mafioso, del privato che ha fatto del suo terrore l'arma per poter andare avanti. Questi sono ragazzi puliti, giovani che da 10 anni si sfiancano per portare dei risultati nelle loro case, ma soprattutto per dare un segnale forte, che quello bisogna dare per il riuso di questi beni a gente competente, brava, soprattutto onesta, ma che non va lasciata sola. E noi non ci possiamo permettere di lasciare nessuno da solo.